non si può vivere pensando che un assassino non si fa manco 20 anni. E allora la figlia, la vita a figlia, ma oggi non mi so, io giuro che ho fatto un per mio figlio, il giorno che lui uscirà è meglio che moriremo tutti quanti. Che sia legge, che sia giustizia. Oggi ho deciso di fare questo video e poi alla fine vi dico anche perché. Per chi mi conosce sa chi sono e sa come mi chiamo. Sono la mamma di Coppola Gianluca, il ragazzo che 17 mesi fa, dopo una discussione fuori a un bar, mio figlio è ritornato a casa, l'assassino di mio figlio Antonio Felli è ritornato sotto casa mia e me l'ha ammazzato, con 9 colpi di pistola me l'ha ammazzato. In Italia funzionano 3 giudizi, primo, secondo e terzo grado, così funziona la legge. Come primo giudizio nel primo grado sono stati dati 20 anni all'assassino di mio figlio, 20 anni. 20 anni perché non gli hanno dati gli aggravanti, gli hanno dati rito abbreviato. Il PM gli confermò l'ergastolo, il giudice ha deciso di non darglielo l'ergastolo, l'ha premiato dandogli 20 anni. In appello io non mi posso appellare, perché la legge italiana così funziona. Io non mi posso appellare. Io mi sento abbandonata da tutto e da tutti. Lo Stato dov'è? Dove sta? La giustizia a mio figlio non è stata data. Oggi sono 17 mesi che mio figlio non c'è più. L'assassino di mio figlio ha ucciso lui e ha ucciso noi. Ha ucciso me e il padre. Io mi auguro che il giorno che lui uscirà, io e mio marito non ci siamo più su questa terra, perché non si può vivere pensando che un assassino non si fa manco 20 anni. E allora la figlia, la vita a figlia, ma oggi non mi so, io giuro che ho fatto un per mio figlio, il giorno che lui uscirà è meglio che moriremo tutti quanti. Che sia legge, che sia giustizia.